Cecchettin, dopo l'accusa anche la difesa presenta appello contro la sentenza dell'ergastolo in primo grado per i legali di Turretta. Non ci fu premeditazione. Tragedia del catamarano, Anna Chiti è morta annegata, la conferma dall'autopsia eseguita oggi sul corpo della 17enne, i funerali in martedì, Malcontenta. Gondola si rovescia in Canale Grande a Venezia, i turisti finiscono in acqua fortunatamente senza conseguenze gravi, il salvataggio in un video. Il maltempo flagella la Marca tra Ponte di Piave e Salgareda, la situazione più critica con strade allagate e garage sott'acqua, l'allerta gialla resta fino a domani. Sentenza della Corte Costituzionale riconosce come genitori entrambe le mamme dei bimbi nati con procreazione medicalmente assistita. Il caso aveva visto protagonista anche Padova. La polizia ferma a bordo di un furgone un ricettatore di bici di valore rubato in Italia e all'estero, 52enne serbo intercettato a Padova e bloccato nel Vicentino. Domani il Giro d'Italia arriva in Veneto con la 13ª tappa, partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza, sabato toccherà alla Marca trevigiana. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli, femminicidio di Giulia Cecchettin nel primo piano, l'avvocato di Filippo Turretta ha depositato l'appello al Tribunale di Venezia, chiede lo sconto della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche. All'indomani dell'appello presentato dalla Procura di Venezia per il riconoscimento delle aggravati di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turretta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin, la difesa ha depositato invece in tribunale a Venezia la richiesta di uno sconto di pena per il 23enne di Torreglia detenuto nel carcere di Verona. Un atto atteso, quello dell'avvocato Giovanni Caruso, di cui già in passato aveva fatto menzione e che punta a smontare la tesi della premeditazione sostenuta in aula dal pubblico ministero Petroni. Aggravante quest'ultima che aveva innalzato la pena decisa dalla Corte d'Assise fino ad arrivare alla sentenza d'ergastolo. Al tempo stesso l'avvocato di Turretta chiede nel suo atto il riconoscimento delle attenuanti generiche, come già avvenuto in aula, ma non riconosciute. Alla luce si legge dell'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e dagli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita. Non resta dunque che attendere per l'appello, spetterà al giudice di secondo grado confermare o meno quanto deciso in primo grado sulla premeditazione dell'omicidio di Giulia e sulla crudeltà. Ed ora a Padova il processo ad Eric Zorzi, accusato dell'omicidio dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, avvenuto il 2 agosto del 2023 ad Abano, di cui avrebbe anche inscenato il finto suicidio. Ripreso questa mattina il dibattimento con l'interrogatorio del 42enne. Come mai ha registrato il momento in cui ha comunicato alle sue figlie la morte della loro madre? In aula cala il silenzio quando l'avvocata Roberta Cerchiaro, legale della famiglia di Nicoletta Rotaru, rivolge questa domanda ad Eric Zorzi sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso la 39enne da cui si stava separando. Il camionista, che fino a quel momento aveva mantenuto un tono sprezzante e farfuglia, sostiene di aver avuto paura di dirlo con parole sbagliate alle bambine. Incalzato dalla giudice che lo invita a rispondere attenendosi alla domanda, Zorzi cede e si avvale della facoltà di non rispondere. È il passaggio centrale dell'ultima udienza del processo per il femminicidio di Nicoletta, la seconda in cui Zorzi risponde alle domande delle parti civili. Poco prima aveva ricostruito le fasi della separazione del rapporto travagliato con l'ex moglie, di cui invidiava il titolo di studio e che aveva osteggiato nella carriera politica. Ancora una volta in aula viene fatto risentire l'audio registrato dal telefono della donna la notte in cui è stata uccisa. Nel momento in cui si sente l'urlo finale di Nicoletta, il suo ultimo respiro, la sua mamma esce dall'aula in lacrime. Eric Zorzi ancora una volta spiega che in quel momento aveva tentato un approccio sessuale, ma la domanda diretta dell'avvocata Aurora D'Agostino, che rappresenta il Centro Veneto Progetti Donna, allora lei lo stava per violentare, Zorzi si rifiuta di rispondere chiedendo un processo a porte chiuse. Per la legale però questa affermazione rappresenta una risposta. L'interrogatorio proseguirà nella prossima udienza. Rimaniamo a Padova, ancora maltrattamenti in famiglia, arrestato un 41enne nigeriano che picchiava con la verga moglie e figli.
Quando lo hanno arrestato per maltrattamenti ai figli, colpiti più volte con la verga, si è giustificato dicendo che nel suo paese, in Nigeria, funziona così. Ad incastrare il 41enne nigeriano un video della moglie che con il telefono ha ripreso le violenze e poi ha mostrato le immagini brutali ai carabinieri. La donna, anche lei, vittima negli anni di soprusi e degli atteggiamenti violenti dell'uomo, ha ripreso il marito mentre con la verga colpiva i 3 figli di 4, 6 e 10 anni. Il 41enne è ora indagato per maltrattamenti. Il pubblico ministero ha imposto il divieto di avvicinamento alla famiglia e l'obbligo di versare loro 400 euro al mese. Gli abusi e le violenze erano iniziate nel 2014. La donna aveva denunciato, poi spaventata aveva ritirato le accuse. Il 41enne si è giustificato dicendo che in Nigeria le donne vengono trattate così. Poi, quando le aggressioni sono cominciate nei confronti dei figli, la donna ha ripreso le violenze e portato tutto quanto ai carabinieri. Tragedia del catamarano, Anna Chiti è morta annegata, la conferma dall'autopsia eseguita oggi sul corpo della 17enne, i funerali martedì a Malcontenta. L'autopsia, iniziata questa mattina all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia alle 8:30, ha confermato le ipotesi formulate subito dopo il tragico incidente di sabato pomeriggio avvenuto alla Marina di Sant'Elena. Anna Chiti, la 17enne studentessa di Malcontenta, scivolata sabato dal catamarano su cui era a bordo, è morta per annegamento. Del resto, le immagini girate dalle telecamere a circuito chiuso della Marina di Sant'Elena, che solo gli inquirenti hanno potuto al momento visionare e sono sotto sequestro dalla procura, già avevano dato un quadro abbastanza evidente della drammatica dinamica dell'incidente. Il medico legale dottoressa Cristina Mazzarollo, consulente della procura, ha concluso gli accertamenti in poche ore nel primo pomeriggio, cui hanno preso parte anche i vari consulenti di parte. Indagato per omicidio colposo lo skipper Andrea Gavanin, responsabile della società. I funerali della ragazza, studentessa del Nautico di Venezia e amante profondamente del mare, saranno celebrati martedì a Malcontenta, suo paese natale. A breve verranno definiti anche orario e luogo. Pare confermato anche che Anna, in un primo momento, fosse anche riuscita in qualche modo a risalire, almeno parzialmente, ma poi la cima sarebbe rimasta incastrata nell'elica, che l'ha nuovamente risucchiata a fondo. Le indagini dovranno ora stabilire tra i vari elementi anche come mai l'elica fosse in movimento, nonostante una persona finita in acqua. I genitori di Anna Chiti sono assistiti dagli avvocati Matteo Andriollo e Nicola Baron. Parla l'avvocato della madre di Anna Chiti. C'è stata disposta l'autopsia su Anna, purtroppo si è avuta conferma di quello che già si intuiva, che si sapeva. Anna è morta per annegamento. È una tragedia per tutta la famiglia. Io assisto la mamma di Anna che non si dà pace. Quel che si vuole raggiungere è l'accertamento dei fatti per come si sono svolti. E quel che si vuole ottenere è giustizia e che chi ha sbagliato si assuma le sue responsabilità. Non si può morire così a 17 anni. Gondola rovesciata e turisti in acqua proprio sotto il ponte di Rialto, momenti di paura in Canal Grande attorno alle 14:30 quando durante la manovra di voga all'indietro per lasciare il pontile il gondoliere è scivolato cadendo di lato. Invece di lanciarsi lontano dalla gondola il pop è crollato proprio sulla forcola e il suo peso facendo leva sul perno alto ha fatto ribaltare l'imbarcazione. Tutti sono finiti in acqua, il salvataggio immediato ha fatto in modo che il gruppetto di turisti se la cavasse con un po' di paura e un bagno fuori programma. Proprio in quell'area 12 anni fa si era invece consumata la tragica morte del professore tedesco Vogel. Ed ora parliamo invece del maltempo, decine di interventi tra Ponte di Piave, Salgareda e San Biagio di Callalta dopo la bomba d'acqua che si è registrata questa mattina verso le 8, scantinati e sottopassi allagati, a Ponte di Piave danni anche in municipio, c'è chi punta il dito contro le scarse manutenzioni. L'acqua non scorre, vuol dire che le pompe a monte non stanno asportando l'acqua perché è talmente tanta che loro non ce la fanno. Adesso finché quest'acqua non defluisce
Noi siamo praticamente in un catino d'acqua. Non è la prima volta che via Alcide De Gasperi finisce sott'acqua, ma stavolta è andata peggio del solito, con diversi garage e scantinati allagati. Tante le istantanee dell'emergenza che arrivano da Ponte di Piave nel quadrante che va dalla piazza del municipio al sottopasso di Viale Europa. Recentemente sì, ma si riesce a salvare un po' i garage, poca acqua, ma oggi è il disastro. È già un paio d'ore che i vigili sono qua, che stanno tirando fuori l'acqua e l'acqua è ancora assestata dentro, non si riesce a sbloccarla, insomma, perciò cosa vuole? Questa è. Bisognerebbe chiedere in comune come mai. Il cortile di questo condominio è di fatto una piscina. La conta dei danni è rimandata quando sarà possibile aprire i garage. Io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e altri elettrodomestici. Quindi sicuramente il danno c'è. Decine di interventi dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile. In sopralluogo il sindaco Paola Roma. Una delle criticità maggiori in municipio, a ridosso del sottopasso ferroviario, spostata parte degli archivi. L'acqua si è insinuata anche in comune. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale. Una bomba d'acqua, quindi, un evento straordinario, di certo localizzato, lo definisce la prima cittadina, che avrebbe mandato parte del sistema in tilt a Ponte di Piave, così come a Salgareda e San Biagio di Callalta. Per i pompieri un lavoro incessante. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Spostandosi a San Biagio, allagato il sottopasso per Fagarè, con l'acqua che scorre attraverso i muri. Critica la situazione in via Calvi. Abbiamo il collettore centrale davanti ai nostri portoni della garage che arrivano le acque piovane di 5 case, di 5 bifamiliari. Però non vorrei che fosse anche tutto il discorso della tanta acqua, come si dice, tutto su una volta. Qua sono 25 garage, tutti sotto, 20 cm di acqua e chi aveva roba dentro è da buttare, speriamo meno possibile, insomma. Adesso si vedrà chi pagherà, ma come al solito nessuno. La sentenza della Corte Costituzionale riconosce come genitori entrambe le mamme dei bambini nati con procreazione medicalmente assistita. Il caso aveva visto protagonista anche Padova, dove erano stati registrati dei bambini figli di 2 mamme. I loro certificati di nascita erano stati impugnati dalla Procura. Una sentenza storica che rende giustizia alle nostre bambine e ai nostri bambini, ma soprattutto che rende giustizia alle bambine e ai bambini che nasceranno, perché da oggi di fatto in Italia i bambini e le bambine che nasceranno da coppie di 2 mamme potranno essere registrati alla nascita con entrambi i loro genitori e quindi potranno avere piene tutele e pieni diritti. La gioia delle famiglie arcobaleno dopo la sentenza della consulta che definisce incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Valentina Bagnara, portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto, insieme alla moglie Daniela, è stata al centro di questa vicenda. La loro figlia di appena 3 anni è una di quelle bambine registrate all'anagrafe di Padova dal sindaco Sergio Giordani. Al di là delle poche sindache e i pochi sindaci come quello di Padova, Giordani, che ringraziamo infinitamente, hanno fatto finora, tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia potranno fare questo atto di giustizia e di realtà, perché di fatto riconoscere i bambini e le bambine con entrambe le loro madri non fa altro che
riconoscere da parte della legge quella che è la realtà della loro vita e delle loro famiglie. Secondo la consulta, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e il diritto di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo. La genitorialità è un progetto che si costruisce nel tempo e che investe tutte le nostre vite, e da questo punto di vista non riconoscere una delle due persone che ha dato luogo a quel progetto, che ha costruito quel progetto, lede enormemente la vita e l'identità dei bambini e delle bambine che da quel progetto nascono. Da 2 anni a questa parte tante altre coppie di mamme come Valentina e Daniele hanno vissuto la paura e la preoccupazione di veder cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei figli e le figlie nate attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso affrontato, come ricorda Valentina, da entrambe le mamme, biologica e intenzionale. Avrà anche 2 mamme risolute e molto decise nel continuare la lotta di tutte le altre famiglie arcobaleno d'Italia. Felice e commosso il sindaco di Padova Giordani, che considera questa una vittoria della città. Siamo felici. Molto felici. Siamo molto proprio felici. L'ultima l'ho fatta 10 giorni fa. 10 giorni fa. Noi abbiamo sempre continuato, indipendentemente da ogni richiesta, siamo sempre andati all'ufficio ANARAF a firmare. E questa è una gioia, devo dire, gioia, veramente gioia. È una cosa bella questa, è una cosa bella. Sono contentissimo. Una vittoria della città, una vittoria dell'amore. È emozionato e sorridente il sindaco Sergio Giordani, con a fianco l'assessore ai servizi demografici Francesca Benciolini. Nonostante l'impugnazione della procura di 33 atti, le registrazioni dei figli di 2 mamme non si sono mai fermate nel comune di Padova e con l'ultima, una bambina, una decina di giorni fa, il numero è salito a 53. Da quando in qua l'amore è proibito, quando qua le cose positive vanno già a guai, guerre, ma cose disastrose, ognuno che fa violenza, basta. Questo qui è amore, è la cosa bella, amore, bambini accuditi con amore, questo è la cosa importante. Mai fuori dalla legge. È una precisazione puntuale quella del sindaco Giordani, che le registrazioni le ha sempre firmate, sostenuto dal parere dell'ufficio legale. Non siamo mai usciti dalla legge, c'era questa possibilità, noi l'abbiamo adottata e fatta assieme, c'è poi responsabilità con i funzionari, con gli avvocati nostri, era possibile farlo e non si può vietare l'amore. La sentenza numero 68 della Corte Costituzionale parte dai 5 casi di Lucca, spiega l'assessora Francesca Benciolini. A Padova i 33 casi che erano in attesa di appello erano stati, la Corte d'Appello di Venezia aveva sospeso l'iter in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse, perché chiaramente sapendo che si doveva esprimere hanno detto inutile ci esprimiamo per poi trovarci magari una sentenza contraria alla nostra espressione, e quindi adesso chiaramente ci sono tutti i livelli burocratici e amministrativi che a catena daranno questo come orizzonte a tutte le prossime sentenze o cancelleranno la necessità di ricorrere ai tribunali. Adesso si attende una legge, ma l'orientamento pare ormai chiaro e per questo dalle famiglie arcobaleno in continuo contatto con l'amministrazione comunale arriva la richiesta di fare una festa a Palazzo Moroni, teatro di tante manifestazioni e sit-in. La polizia ferma a bordo di un furgone un ricettatore di bici di valore, il 52enne serbo intercettato a Padova e bloccato nel Vicentino. Da Salisburgo a Padova ha sgominato un traffico di bici di lusso rubate. L'indagine della squadra mobile di Padova, che ha portato al fermo per ricettazione di un 52enne serbo, è partita dalla chiamata in questura a Padova di un cittadino austriaco a cui avevano rubato la bici del valore di 2.800 euro nel suo condominio a Salisburgo. Attraverso il dispositivo AirTag di cui era munita la bicicletta, l'uomo l'aveva localizzata a Padova e così allertato il 113. I poliziotti hanno così individuato
il furgone che trasportava il velocipede mentre si spostava da Ponte Vigo d'Arzere verso la provincia di Vicenza, bloccandolo alla stazione ferroviaria di Tiene. A bordo del furgone altre 9 biciclette, alcune smembrate e divise in pezzi, rinchiusi in grossi sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Il conducente, un 52enne serbo, ha ammesso che le stava trasportando nel suo paese senza dare molte indicazioni. Portato in questura, è stato fermato per ricettazione e portato in carcere a Vicenza. L'uomo infatti era giunto da poche ore a Padova dalla Serbia con l'obiettivo di prelevare e portare le bici di valore già rubate. 2 delle bici ritrovate erano state portate via nello stesso condominio di Salisburgo da dove aveva chiamato il signore austriaco derubato. Ogni bici valeva circa 4.000 euro. Il furgone e tutta l'area furtiva sono stati sequestrati. Una bici del valore di 8.000 euro era stata rubata in zona Arcella lo scorso 14 maggio. La squadra mobile di Padova sta facendo ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza di tutto il materiale rubato. Domani il Giro d'Italia arriva in Veneto con la 13ª tappa, partenza da Rovigo e arrivo a Vicenza. Sabato toccherà la Marca trevigiana. Tutto è pronto per ospitare l'arrivo del Giro d'Italia nella città del Palladio. La città si scalda, vetrine a tema e striscioni in rosa, villaggio di tappa a Campomarzo, tutto si tinge di rosa e via la grande attesa per la tappa dei Berici. Scuole della città che chiuderanno alle 12 per consentire a studenti e personale scolastico il rientro a casa, visto che la viabilità di molte strade comunali sarà modificata e rimodulato il trasporto pubblico. Attese migliaia di persone ad accogliere i corridori che in questa tappa dei Berici, arrivando da Longare e dopo un primo passaggio a Monteberico, effettueranno un giro di un circuito impegnativo tra Vicenza e Arcugnano per chiudere la gara in salita davanti al Santuario Mariano. Ma tra i vari comuni che parteciperanno alla festa, Lonigo non manca di ricordare il suo campione, scomparso tragicamente 2 anni fa, Davide Rebellin. Per questa tappa del Giro tutta la città vuole fare festa in suo onore. E proprio per fargli onore la tappa passa proprio davanti alla casa di Davide Rebellin e al bar Ultima Tappa della sua famiglia. Lì ci sarà un intrattenimento musicale e una esposizione dei cimeli del nostro campione e poi dopo 2 chilometri, quando i corridori arriveranno al centro della città, verranno accolti da un grande striscione con scritto "Lonigo saluta il Giro in ricordo di Davide Rebellin". Un ricordo che diventa anche occasione per rilanciare la richiesta dei consiglieri regionali Marco Zecchinato e Silvia Maino per restituire onore e dignità al campione vicentino. Davide Rebellin è stato un grande campione per il Veneto, un grande esempio per i nostri giovani. Domani il Giro d'Italia passerà per Lonigo, vicino alle sue terre, vicino alle nostre terre. Noi vogliamo ricordare ancora Davide e la battaglia che come consiglieri della Regione Veneto stiamo facendo per ottenere quella medaglia da lui vinta alle Olimpiadi e mai restituita. Abbiamo presentato una mozione, ma continuiamo nella nostra ricerca perché quella medaglia deve essere restituita al grande uomo di valore, al grande atleta Davide Rebellin. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla per le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.